Saluto a tutti e compagni di Moriani, questa settimana oggi siamo in un comune di Santa Lucia di Moriani e manda a scontrare un produttore di vraule di Jean-François Crestini. RCFM e Campacui. Allora, abbiamo principiato a coltivare vraule in 96. A principio abbiamo fatto 2 sere per far piacere a mia moglie, che gli piacevano i frutti. E dopo mi ci sono messo anche io, mi è giunta la passione perché è una cultura che mi piace. All'epoca non c'erano tante persone che facevano questo lavoro in Corsica. Annate dopo annate, ho sempre fatto di più. E ora ho tette di i terreni sono tutti pieni di sere. Di tempi coltivavamo un terra e dopo era complicato per trovare manodopera perché le condizioni di lavoro erano troppo difficili. Tutto il giorno spino piegato così, chinati, era troppo difficile, non trovavamo più animo, siamo passati in sole. E di noi troviamo una protezione biologica integrata, non facciamo più trattamenti in agricoltura, capiamo gli insetti, tutti i 10 giorni c'è una di società Copert France, che bene, faceva il giro di tutti i paesi e curiamo e guardiamo so che lo ci vuole e capiamo gli insetti in funzione dell'attacco che ci bonisse. Voilà, sono contento di lavorare di questa maniera, costa assai più caro, ma facciamo un prodotto veramente di qualità, non è mica trattato con i prodotti chimici e tutti i safari. Vendo tutto in Corsica, non voglio mica vendere in continente perché per vendere in continente ci raccoglie i frutti mangiabili, non sono mica oni se li sono frutti mangiabili, non voglio mica fare sul lavoro, vendo tutto in Corsica. Abbiamo clienti qui, i grossisti, in Bastia, in Ajaccio e troviamo così. L'anno scorso per noi è stata un'annata goffa. Prima dice, le prima dice che le stagioni ed erdive sono giunte allo stesso tempo per via di troppo caldo e dopo per esempio un mese di maggio la fraula mancava e è stato veramente un'annata complicata per noi per la vendita. Demain, dernière étape des Campacui dans le Moriani, où nous serons avec une éleveuse, Emmanuelle Reggetti, éleveur porcin donc sur la commune de San Giovanni di Moriani. À demain donc pour notre dernière étape des Campacui dans le Moriani. RCFM e Campacui.